Il carnevale coinvolge i quartieri del capoluogo patavino. Una sfilata che ha visto partecipi i bambini delle scuole dei rioni Altichiero e Sacro Cuore si è svolta questo pomeriggio a cavallo tra le due aree. La partenza alle 14:30 dalla chiesa del Sacro Cuore con i tre carri allegorici, in realtà un carro, un camioncino e una macchina, che hanno percorso via Sacro Cuore, via Altichiero, via Salutare, via Timavo, via Vipacco e via Leogra, nel percorso di circa 2 chilometri fino a giungere nel piazzale della chiesa di Altichiero, dove il pomeriggio è proseguito con animazioni per i più piccoli. Domenica prossima, il 3 marzo, l'attenzione si sposterà in centro, in Prato della Valle, dove si svolgerà la sfilata di 10 carri allegorici di grandi dimensioni a contendersi la gallina padovana d'oro. Zwischenmarkt Channel News, Padova.